Bentornati, noi siamo aggiornamento con le previsioni meteo, condizioni instabili soleggiate anche in questo weekend. Abbiamo anticipato già nel video precedente come l'anticiclone continua protagonista a garantire temperature su valori molto caldi, addirittura nei prossimi giorni nel weekend fino a 37 gradi sul tavoliere delle Puglie al sud, con netto rialzo delle temperature e un campo di alta pressione che rimane ben solido sull'Italia senza fenomeni se non locali piovaschi passeggeri tra la Calabria e la Sicilia. Si notano infatti come le temperature si manterranno su valori più caldi sulle regioni meridionali tra i 35 e i 37 gradi, addirittura un po' meno i valori sulle due isole maggiori, comunque compresi tra i 32 e i 35 gradi, un po' più calde sulla Sicilia. Lungo le coste tirreniche anche fino a 36 gradi, soprattutto sulla Toscana, sulla Campania e Lazio, altrove tra i 31 e i 34 gradi al centro-nord, con valori meno caldi sulle regioni del nord-ovest, specie sul Piemonte, così come sarà anche domenica. Infatti le temperature si notano che saranno in netto rialzo soprattutto sulle regioni del centro-sud, valori anche fino a 38 gradi sulla Sicilia, AFA davvero molto elevata. Aumenteranno i valori anche sulle regioni del centro fino a 36 gradi, così anche al nord, sull'Emilia Romagna e il nord-est fino a 34-35 gradi, valori invariati invece sul nord-ovest. E come si aprirà la giornata di sabato? Si aprirà infatti con una giornata nel complesso soleggiata, con qualche addensamento innocuo al mattino sui settori prealpini e possibilità di qualche temporale pomeridiano sulle Alpi e le Prealpi, ma comunque molto locali in dissolvimento, specie sulle zone centro-occidentali. Questo a causa dell'avvicinamento di un fronte temporalesco di un minimo di bassa pressione centrato sulla Gran Bretagna, che invierà dei temporali sparsi che agiranno già lungo gli stati del comparto europeo occidentale e porteranno quindi dei temporali anche violenti associati a delle grandinate. Al nord invece, così come sul resto dell'Italia, il clima rimarrà ancora decisamente caldo e afoso, valori come abbiamo detto prima molto caldi e stabilità atmosferica piena per un campo anticiclonico sul nord-est dell'Europa che continuerà a rimanere ben stabile. Nel corso della giornata di domenica arriverà però il fronte temporalesco sulle zone dell'Europa centrale tra la notte e la mattinata, si addosserà proprio sugli stati centrali nella Germania per portare nel pomeriggio lo sviluppo di occasionali temporali lungo la fascia alpina e prealpina. Nuvolosità al mattino già irregolare al nord-ovest, qualche temporale sulle Alpi centro-occidentali e poi pomeriggio temporali anche forti localmente verso la serata potranno sconfinare sulla pianura veneta e friulana. Al momento appare molto scarsa la probabilità di temporali sulle pianure piemontesi e lombarde nella serata di domenica. Al centro invece giornata stabile e soleggiata, scarsa attività convettiva pomeridiana, fenomeni del tutto assenti. Al sud anche qui soleggiato, possibilità solo di qualche rovescio pomeridiano sui rilievi appenninici, ma saranno veramente isolati. Altrove insomma sarà una situazione stabile, continuerà il trend di caldo umido, ma come notiamo si avvicina un vortice dall'est Europa che porta un carico di rovesci sparsi, si abbassa la pressione e entra anche dell'aria umida proprio a causa dell'eruzione dei temporali del fronte temporalesco che ha agito proprio tra la serata di sabato e la giornata di domenica. Intanto avanza anche il promontorio anticiclonico azzorriano e vediamo come la giornata di lunedì continuerà ad abbassarsi la pressione e di conseguenza assisteremo a un vero e proprio sbalzo della pressione con conseguente sviluppo di temporali e anche l'arrivo del minimo depressionario davvero molto piccolo che porterà dei temporali sparsi sulla Grecia e la formazione anche di celle temporalesche tra la nottata e durante le ore pomeridiane sulle zone del centro-nord, occasionalmente anche sull'Appennino tosco-emiliano. Assisteremo quindi allo smantellimento dell'anticiclone che porterà quindi alla formazione di ammassi temporaleschi, ma ricordiamo saranno davvero locali, non colpiranno tutte le zone. Ricordiamo che saranno molto più probabili solamente sulle regioni del centro-nord e sull'Appennino tosco-emiliano. Altrove intanto la fase sarà ancora stabile, non assisteremo a nessuna nota temporalesca sul resto dell'Italia nella giornata di lunedì.
lunedì. Infatti il vortice sulla Grecia non riuscirà a portare ancora dei fenomeni sulle regioni meridionali, ma ricordiamo dal punto di vista termico continueremo a rimanere su valori nettamente caldi, non cambieranno le temperature se non un leggero calo delle temperature solamente sulle regioni del nord. La giornata di martedì invece vede lo stravolgimento proprio perché questo minimo di bassa pressione azionerà appieno sulla Grecia e invierà queste correnti orientali molto più fresche che porteranno quindi allo sviluppo di forti temporali sulle regioni dell'Italia centro-meridionale e anche sui Balcani. Questa piccola saccatura porterà della instabilità temporalesca anche qui in modo locale, ricordiamo non colpiranno tutte quante le zone, non si tratta di una perturbazione ben sviluppata essendo che la pressione calerà veramente di poco e di conseguenza ci aspettiamo dei temporali più probabili lungo l'arco alpino, prealpino, centro-orientale e fin sulle alte pianure del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e dei temporali molto probabili lungo la fascia appenninica centrale, in sconfinamento anche lungo le pianure e le coste del medio-basso Tirreno e possibilità anche di fronti temporaleschi verso la Sicilia non esclusi proprio per l'azione delle correnti da nord-est. E vi chiederete voi ma perché c'è questa configurazione? Proprio per un blocco dell'anticiclone sul nord-est dell'Europa che porta un'ondata di caldo anomala e consentirà quindi allo scorrimento di queste correnti, un'attività convettiva che potrà anche durare fino alla giornata di mercoledì, soprattutto sulle regioni meridionali. Insomma, sarà ancora caldo comunque e il caldo ancora al suolo porterà a un aumento del rischio di attività di forti temporali con grandinate annesse, quindi ricordiamo non cambieranno sostanzialmente le temperature, caleranno sì di poco, ma il caldo sarà comunque afoso e ancora protagonista su valori ancora leggermente sopra la media. Questo quindi l'ultimo aggiornamento, infatti come si evince anche dalla grafica, dopo il passaggio temporalesco che abbiamo visto nella giornata di sabato potranno appunto svilupparsi nella serata, come abbiamo visto, dei fenomeni sul Alto Veneto e così poi anche agire nella giornata di lunedì sulle regioni dell'Appennino tosco-emiliano e poi anche sul nord-ovest. E questa è la mappa raffigurativa che si evince proprio nella giornata di martedì, come avremo il rischio maggiore proprio sul Lazio, sulla Campania, lungo l'Appennino di fenomeni convettivi e di temporali anche sulle Alpi, le prealpi del Veneto, del Trentino, del Friuli Venezia Giulia e i temporali più forti che agiranno soprattutto sui Balcani e sulla Grecia, occasionalmente non esclusa anche la Sicilia, specie a nord-est della regione. Intanto la Sardegna non vede al momento delle precipitazioni, essendo che la parte più instabile e la bassa pressione rimane azionata più ad est. Questi infatti gli ultimi aggiornamenti che vengono anche ufficializzati da tutti quanti i centri di calcolo. Vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti meteo, non perdere i prossimi contenuti.